Allora, non ti caratterizza? ritorniamo a noi, ritorniamo a Ristolemene, questi piatti straordinari valorizzati dai cuochi, dagli chef, anzi del territorio del Veneto orientale, possiamo definirlo, quindi Sì, questa zona di laguna, tra terra e certo. laguna, sostanzialmente perché non è neanche mare, piatti tipici, però siamo arrivati anche a due altre connotazioni. Da un lato il riso che avete scelto per i risotti, abbiamo parlato di risotto con le rane, ma poi ce ne sono Sì, riso e latte, per sì. esempio, che è anche un piatto che si è perso, no? Si mangiava da bambini, ma magari potete dire due parole. E dietro c'è una bottiglia di Le strade del vino, l'Isompra Maggiore è una delle strade con connotazioni, che però è vero anche questo, come è stato per il Thai, finché non se n'è fatto un po' di classico marketing territoriale, si perde nel territorio, è difficile che fuori venga proposto e questo è un altro dei nostri problemi regionali, no? Quindi questi due sono gli altri temi che adesso giocatevi, riso e vino. Sì, ma io parlo un attimo del riso perché anche questo fa parte del concetto di un territorio anfibio. Una risiera che cos'è? È un posto dove c'è dell'acqua, ci ricordiamo Riso Amaro con la famosa Silvana Mangano, eccetera, dove c'è dell'acqua, dentro l'acqua vengono coltivate delle piante di riso. In questo caso stiamo parlando di un'azienda un po' particolare, e del riso Carnaroli. Allora, nel Veneto fondamentalmente si parla di Vialone Nano, nella zona di Verona, Sì, eccetera. Io ho infatti, partecipato anche a delle fiere là, eccetera, ho visto anche un'azienda addirittura molto intelligente, eccolo secondo qua. me, dove ha costruito una cucina per i bambini delle scuole elementari. E i banchi della cucina erano alti 50 centimetri da terra, tutti a induzione, in modo che i bambini non si scottassero. E questo è un bel modo di propagandare, fin da piccoli di propagandare e di valorizzare un prodotto tipico. In questo caso il riso è il Carnaroli, che a detta degli stessi produttori di Pavia, del Vercellese, di Novara, del Piemonte, proprio perché l'azienda è al di là della strada del lungomare, nella zona di Caorle, Eraclea, andando verso Jesolo, eccetera, prende una salinità particolare che dà a questo riso un gusto molto, molto specifico. In questo caso abbiamo Quindi portato. è adatto per la preparazione di questi piatti del Ma dopo territorio? loro fanno tutta la produzione del riso, dal riso per risotti al riso per minestre, alla farina di riso per chi ha problemi di celiachia, con cui si possono fare dolci, eccetera e via. E chiaramente, essendo un prodotto anche questo anfibio, eccetera, ed è del territorio, ed è a chilometro zero, ed è buono nel vero senso della parola, è adatto per i nostri piatti, per la nostra cucina. Leggevo riso con latte, sempre della Sì, questa tradizione. è una vecchia tradizione delle famiglie di Concordia, eccetera, come la polenta insieme al latte che diventava addirittura un dolce, eccetera, e non è altro che un riso, fra virgolette, bollito dentro il latte, però non proprio bollito come se fosse immerso nel latte, ma si mette come a fare il riso in cagnon, tanto latte quanto basta che il riso diventa cotto e lo assorbe tutto, per dire. Certo. Diciamo che per la cucina moderna adesso invece che fare una cosa di questo genere ci facciamo un tortino di riso, facciamo un timballino in questo modo. Eh, Certo, cioè, ecco cioè, tutto l'interpretazione. viene dalla tradizione, tutto ha una storia dietro, oltre che una storia specifica di un piatto singolo, eccetera, come accennavo prima, questo centurione che veniva dalla Britannia, queste sono le ricette delle nostre nonne, le trasformiamo in maniera moderna, le passiamo avanti, possiamo fare un risi e bisi in maniera classica, con i piselli interi, oppure montati sopra una crema di piselli, è un modo anche più light di cucinare, eccetera. C'è una differenza un po' fondamentale fra la cucina del litorale e la cucina dell'interno. Ah, La cucina del litorale lavora di più con il pomodoro. A Caorle si lavora le seppe in umido con tanto pomodoro oppure con il nero. Loro il baccalà lo fanno più in rosso con la conserva che non in stavamo vedendo bianco. prima l'apertura del baccalà, proprio il taglio. Esatto. Mentre All'interno, nell'interno... 10 km più all'interno, Concordia a 10 km di linea d'aria da Caorle, eccetera, lavoriamo un po' più in bianco, anche perché il pomodoro, come la famosa, o il pomodorino, come la famosa rucchetta o come il famoso salmone, va di moda, allora lo mettiamo dappertutto, ma diventa un'uniformità che non va bene. Assolutamente, poi cambia comunque E il magari sapore, assolutamente. noi pensiamo il pomodoro di pelarlo e lavorarlo in concassè, lo peliamo, lo priviamo di semi ed ecco che diventa più dolce.
diventa meno acido, eccetera, lo cuciniamo un po' meno. Ma questo perché? Perché la cucina marinara, per esempio di Caorle, per dire, aveva un suo motivo da questo punto di vista qua. Siccome una volta non c'erano i frigoriferi, non c'era il ghiaccio, eccetera, cucinando il pesce, facendo il broetto del pesce, liquido o meno liquido, con il pomodoro dentro, gli davi quel tocco di acidità che, anche se le cose non erano perfettamente, sì, sto parlando degli anni 40, certo, 30, sì. Eccetera, insomma, che comunque manteneva un suo sapore. Dopo, perché faceva il famoso toccio veneto, no? Cioè, bambini, tanta polenta e poco Come a companasio. Concordia c'era l'arenga con l'olio nel mare, a Caorle aveva tanto pesce col pomodoro, ed era questo il discorso. Tanto vedere queste immagini ti fa veramente morire. Eccolo là la pelatura Esatto. del pomodoro, con cui poi ricaviamo le rose, perché non buttiamo via niente, eccetera. Delle decorazioni che per fare una decorazione, per fare un... Con la mantecato, col baccalà mantecato. Questo no? è col baccalà mantecato. Vino Lison Pramaggiore invece, qui lo vediamo anche qui. Vino Lison Pramaggiore, abbiamo le nostre cantine che fanno da padrone un po' molti anni, insomma, che si impegnano. È stato riconosciuto da un paio d'anni il DOCG sul Lison, appunto, che è ex Tokai. È un buon segnale, siamo sulla strada giusta. Quindi si abbina bene con certo, queste preparazioni. Vogliamo che le cantine portino avanti molto anche loro la stessa filosofia che abbiamo noi, ossia di far qualità con il nostro prodotto, abbinarlo ai prodotti giusti, beviamo meno e meglio, anche perché è un problema un po' che si è riscoperto, che bere poco ma di qualità. La qualità che poi si abbina a tutte le nostre pietanze che abbiamo in cucina. Adesso qui non siamo riusciti a portare, ma so che ci sono anche i radicchi, per esempio. Abbiamo il radicchio, abbiamo anche che, ecco, collegandoci al punto, anche la terraferma, essendo territorio vallifero, abbiamo che oltre all'anguilla, che in questo periodo dal 31 dicembre a fine marzo non è proibita la cattura, appunto perché c'è il periodo di rimonta dell'anguilla, che dopo aver fatto il viaggio per andare nel Mar di Sargassi a deporre le uova, poi rientra nel proprio habitat dove l'ha lasciato. L'anguilla che veniva catturata, veniva fatto o ai ferri o veniva fatta in speo, come si suol dire, veniva infilzata in questi bacchetti di larice, che è una pianta, un albero che viveva sulle paludi, e venivano messa come nel baccalà con una lunga cottura, anche questa, intanto che i pescatori nelle valli, nell'entroterra, preparavano l'anguilla allo spiedo, messe su questi steli, venivano lasciate là e girate ogni mezz'ora, 40 minuti, e venivano cucinate per circa 2 ore, 2 ore e mezza. Nel frattempo che il pesce si cucinava, loro mettevano a posto gli attrezzi da lavoro. Insieme a questo, questa zona dove c'era l'anguilla, c'erano i passarini, c'erano altri prodotti del mare, c'erano anche le coltivazioni delle mele, delle pere nelle zone di valle, e c'era anche... infatti volevo proprio chiedere la presenza delle mele. Tutto quello che è il territorio è stato portato qua a tavola. Le mele, le pere che venivano coltivate e anche i masurini. Sulle valli nostre adesso, per un fatto tecnico, che abbiamo delle acque troppo fredde per la riproduzione vallifera del pesce, della produzione di pesce, si è tirato un po' indietro, si è rinunciato alla coltivazione di pesce e si è lasciato sì che il territorio fosse stato messo a disposizione della natura, ossia tutti questi masurini, le foighe, tutti questi uccelli migratori. Infatti li abbiamo visti anche prima. Hanno fatto un po', si sono creati il suo habitat naturale, si sono rimpossessati del territorio. Ecco che tutto questo territorio noi lo riusiamo come una volta. Lo valorizzate. Siamo giunti in chiusura. Direttore, a lei la parola. Credo che dobbiamo dire intanto buon appetito ai nostri ascoltatori, che ormai sia venuto. Ma soprattutto avete visto quanta cultura, ma veramente quanta cultura, quanta tradizione, quanta ricchezza ci sta dietro non un piatto, ma addirittura un semplice ingrediente, e con quanta passione i nostri ristoratori del territorio. Quindi Risto Lemene è un po' un'indicazione per un percorso che può essere una scoperta del territorio, ma anche delle ricette, delle tradizioni. È una delle tappe nel Veneto orientale, ma già abbiamo visto quali sono... www.ristolemene.it, per dirla. Abbiamo visto che c'è anche il bisteccone, abbiamo visto che ci sono dove abitano le ricette, quindi c'è un bel ventaglio per le nostre
per i nostri palati in giro per la provincia. Ecco, aggiungerei anche che ringraziamo Venezia Opportunità, che come sapete è un nostro main sponsor per queste iniziative e ci dà veramente una mano a rafforzare questo settore. 2 parole per l'iniziativa che ci sarà domani, certo, che riguarda comunque la vostra categoria, visto che lei è istituzionale. Saremo, credo, già più di 20.000 dagli ultimi dati che mi sono stati forniti da tutta Italia. Dalle 12 alle 13:30 cercheremo di far sentire forte la nostra voce, le nostre proposte ancora prima che le nostre proteste, perché abbiamo tante idee per rilanciare le nostre aziende. Vogliamo che ci lasciino lavorare, vogliamo dare lavoro, e questo lavoro fatto di tradizione e di grandi valori. C'è qualche speranza adesso con la staffetta? Qualche possibilità? Ci contate su questo passaggio governativo? Beh, credo che sia un caso di coscienza del nuovo Primo Ministro, credo che sia stato appena investito proprio in questi minuti, e del nuovo governo. Non possono assolutamente non darci delle risposte e non darceli in tempi Quindi rapidissimi. cadete proprio con una manifestazione organizzata un bel po' di tempo fa, data giusta. No? Ben venga, abbiamo un nuovo inquilino, come si dice a Palazzo Chigi. Attenzione, perché l'affitto sarà molto caro. Benissimo, io vi ringrazio la Confcommercio, Unione Venezia, Venezia Opportunità, naturalmente i nostri chef del territorio, zona diciamo Veneto orientale, non facciamo nomi, sono tutti quanti dei ristoratori bravissimi, avete visto anche delle immagini straordinarie, e naturalmente i prodotti freschissimi che hanno portato si muovono, vi dico soltanto, non vi dico altro, si stanno muovendo qui in studio, fuori dall'acqua, poveretti. Vogliono essere mangiati. Signore, è vero però. Grazie ancora, buon proseguimento, buon appetito anche a voi.